Siamo qui con noi Alberto Luisi, allenatore dell'Iren Follonica. Alberto, è arrivata la prima vittoria dell'era tua. Sì, è arrivata una vittoria, forse una delle poche dall'inizio della stagione. Qui le vittorie vanno assolutamente festeggiate. È un po' la piccola fine di un ciclo di miglioramenti che ci sono stati nell'arco di un mese abbastanza evidenti. Abbiamo grattato la pancia alla vittoria 2 o 3 volte. Eh, Non siamo una grande squadra, non lo saremo fino alla fine dell'anno, ma c'è un dato fondamentale: ora siamo una squadra. Siamo una squadra e nessuno ci sottovaluta, perché stiamo in gara. Stasera siamo stati aiutati, impreziositi da 2 ragazzi che comunque fanno parte del gruppo, che sono Adriano Maggi e Edoardo Fabbri. È chiaro che non allenandosi con noi abbiamo acquistato in qualità di gioco, abbiamo perso in fluidità di gioco, anche nei movimenti, negli schemi che in settimana prepariamo. È un calcolo che avevamo fatto, abbiamo vinto una partita molto sentita. Vincere le partite importanti vale di più che vincere le partite in cui non ha niente di cui aspettarti. Io sono molto contento, complimento ai ragazzi. Non ci dimentichiamo anche Alessandro Rubega, insomma, sta anche lui determinante e viene anche lui a darci una mano dalla 1. Ma sai, sì, certo, ma sa cosa deve fare un portiere? Parare. Per cui, sai, non è che c'è da inserirsi più di tanto nel gioco. Resta il fatto che questi ragazzi ora hanno acquistato fiducia, si allenano con metodo, con passione, ed è un percorso che sono convinto che poi debba continuare, ma l'ho già detto. Speriamo che continui il percorso, la crescita c'è stata, l'ho detto anch'io tante volte in telecronaca, ho fatto anche riferimento a quella che è stata la partita di Scandiano, che è una sconfitta avvenuta per 4-3 contro il 17-1 in casa, una squadra che era fatta per andare in A1 da un allenatore che dovrebbe essere appunto allenatore poi della prossima stagione nostra, e te sei riuscito a contenere la sconfitta, anche dicono non meritata. No, la sconfitta Scandiano non era meritata, ma Scandiano è passato. È anche passato la vittoria oggi con l'Eboli, e da domani inizia un'altra settimana di lavoro, di miglioramento. Io ho chiesto ai ragazzi semplicemente di occuparsi di ciò che possono fare. La vittoria è legata a molti fattori, anche alla fortuna. La prestazione no, la prestazione è legata a noi, e questo su cui noi continueremo a lavorare in settimana. Complimenti Alberto. Grazie.